Al via ieri sera il Festival internazionale del folklore, dove le rappresentanze dei patrimoni immateriali UNESCO si sono esibiti accompagnati dai gruppi locali agrigentini al Pala Congressi. La novità di quest'anno è la presentazione che l'Ente Parco ha voluto affidare a un agrigentino doc, l'attore Gianfranco Iannuzzo, che ha anche allietato la serata con parte del suo repertorio artistico agli spettatori presenti allo spettacolo, che sarà replicato anche oggi pomeriggio alle ore 16 e stasera alle ore 21. Che io sono orgoglioso di essere qua, tanto perché Agrigento, lo sapete, è la mia città, la città che mi ha dato i natali, non vedo l'ora di tornare sempre, mille occasioni per ritornare, davvero non vedo l'ora di avere occasioni per ritornare nella mia città. Qualcuno di voi saprà che ho dedicato addirittura un intero spettacolo a questo sentimento che ciascuno di noi prova per la propria città. Io parlavo della mia Agrigento, era un po' Girgenti amore mio, no? Sì. Per domani, giornata conclusiva del 74esimo Mandorlo in Fiore, con la sfilata in via Atenea, piazza Vittorio Emanuele, fino ad arrivare al Viale della Vittoria, dei gruppi folcloristici e davanti al Tempio della Concordia lo spettacolo finale del festival, quindi l'assegnazione del Tempio d'Oro al miglior gruppo classificato. Anche quest'anno sarà il pubblico partecipante ad assegnare il tempio, esprimendosi tramite una cartolina distribuita durante gli spettacoli al Pala Congresso, siti web e ai link social dedicati. Vogliamo riproporre la collaudata formula che assegna un ruolo attivo direttamente agli spettatori, conferma il direttore del parco Parello, rafforzando così quel rapporto tra questi ultimi e i patrimoni che durante le performance siano riusciti a raccontare la propria cultura immateriale UNESCO e trasmetterla, conquistando il gradimento e il voto delle comunità. Lo spettacolo sarà presentato dallo stesso Iannuzzo.